110.000 euro pronti per essere distribuiti a microimprese del territorio, fotografi, parrucchieri, estetisti, agenti di viaggio, ristoratori ma non solo, tutte attività che hanno pagato un conto molto salato a causa del Covid e a cui il comune di Vedelago, primo tra i comuni della Castellana, ha deciso di dare un aiuto concreto. Sappiamo benissimo che non stiamo parlando di grandi cifre che andranno a risolvere le grandi difficoltà di tutte le nostre imprese che abbiamo nel territorio, però insomma è comunque un segnale che per noi è anche tanto, perché va anche detto che nel nostro bilancio insomma cifre così sono cifre importanti. Sono le microimprese, quindi aziende che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. Il bando sarà pubblicato entro qualche giorno e sarà chiuso il 18 di luglio, quindi poi procederemo a tutte le verifiche e per settembre ci auguriamo già di erogare il contributo. Attività artigiane considerate strategiche per lo sviluppo locale e la ripresa del territorio, un sostegno concreto per tutelare l'occupazione. Le associazioni di categoria intanto faranno da cassa di risonanza per raccogliere le adesioni e aiutare le microimprese che ne faranno richiesta. Sono le imprese del commercio innanzitutto e le imprese che praticamente fanno anche sul discorso dei servizi e quant'altro. Il comparto casa ad esempio è in continuo sviluppo e in aumento, però chiaramente c'è sempre più difficoltà per quanto riguarda le norme burocratiche che ci stanno incombendo in maniera veramente importante. Siamo consapevoli che il Comune di Vedelago è il primo che si muove con questa nuova idea e che sia di stimolo anche agli altri comuni, Castelfranco compreso.